Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Il cuore del piccolo Alessandro non ha retto, è morto il bambino di 10 anni caduto dal balcone a Trapani. Dopo il volo dal quinto piano era stato trasferito in ospedale a Palermo. 2 incidenti mortali ieri, tragico scontro nell'Agrigentino tra una moto e un'autobotte, perde la vita un 28enne di Gela. A Palermo, travolta da un pullman una ragazza di 25 anni. Il ponte sullo Stretto, la WeBuild avvia le procedure per le assunzioni, ma la Corte dei Conti solleva dubbi sull'opera. Bullismo e cyberbullismo, se ne è discusso ad Acireale. Nel catanese l'iniziativa promossa da Telefono Arcobaleno punta al coinvolgimento e alla formazione degli insegnanti. Gli istrici sono tornati alle saline di Priolo, erano spariti dopo l'incendio del 2019 ma adesso stanno ripopolando la riserva. Il calcio, prima sconfitta in campionato del Palermo, rosanero trafitti 1-0 dal Catanzaro, decide il match un gol di Cissé, Inzaghi dice dovevamo fare di più. Serie C, il Catania sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria sulla Salernitana, oggi all'assalto del Benevento alle 14 l'appuntamento con diretta stadio, impennata d'orgoglio per il Siracusa che batte il Casarano 4-1. Bentrovati e purtroppo apriamo il nostro telegiornale con una notizia che riguarda la morte del piccolo Alessandro, il bimbo di soli 10 anni caduto 2 giorni fa dalla sua abitazione al quinto piano di una palazzina di via Pantelleria a Trapani. Sentiamo. Il cuore di Alessandro si è fermato, non ce l'ha fatta. Quelle ferite riportate nell'impatto con l'asfalto erano troppo gravi. Il bambino di 10 anni di Trapani da ieri sera è ricoverato all'ospedale di Cristina di Palermo, dove era arrivato in soccorso dopo aver subito un primo delicato intervento eseguito dai medici dell'ospedale Sant'Antonio Abate che avevano tentato di salvarlo. Gli erano stati asportati alcuni organi compromessi nella caduta. Al di Cristina il bambino ha combattuto per 20 ore circa prima di morire. Venerdì nel tardo pomeriggio Alessandro, affetto da una grave forma di autismo, era sfuggito per un attimo al controllo della mamma e si era diretto verso il balcone dell'appartamento al quinto piano di via Pantelleria, da dove è volato finendo sull'asfalto. A nulla è valso l'arrivo immediato dei sanitari del 118 e il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, presentava gravissimi traumi su tutto il corpo. Le circostanze dell'incidente non sono ancora del tutto chiare e su questo indaga la polizia. Dolore e strazio in città, tutti hanno infatti sperato fino all'ultimo in un miracolo. E adesso purtroppo parliamo ancora di morti, questa volta sangue davvero sulle strade. Iniziamo con un gravissimo incidente avvenuto ieri a Palermo. Una ragazza di 25 anni è stata travolta da un bus. Sentiamo. Le sue condizioni erano apparse già gravissime subito dopo l'incidente che si è verificato a Palermo, dove una donna di 25 anni è stata investita da un pullman di linea extraurbana mentre camminava a piedi in via Buon Riposo. Grace Opoku era una giovane immigrata e stava passeggiando quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata travolta da un autobus. In un primo momento era stata diffusa la notizia che la ragazza fosse incinta, informazione poi smentita dai sanitari del pronto soccorso. Intervenuto sul posto il 118 per soccorrerla, è stata subito accompagnata in codice rosso all'ospedale Bucchieri La Ferla, dove appunto le condizioni erano apparse subito molto gravi e solo poco dopo essere stata ricoverata e deceduta. E l'altro incidente mortale, qui abbiamo sentito di una donna che era praticamente stata travolta, era a piedi. Qua invece si tratta di una giovane di 28 anni che si è scontrato con la sua moto, ha perso la vita scontrandosi con una autobotte. Il tutto è avvenuto nell'Agrigentino sulla strada provinciale 67. Davide Sarto. Aveva solo 28 anni Giuseppe Di Stefano, il giovane di Gela, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla provinciale 67 San Michele, la strada che da Licata conduce a Mollarella.
e ad altre località balneari. Era in sella alla sua moto una Ducati R6 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'autobotte. L'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al Centauro. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori 118 ed un'ambulanza dell'ospedale in Giacomo Altopasso dedicata. È stato richiesto anche l'intervento del soccorso che è atterrato nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Purtroppo i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane. L'elicottero dopo alcuni minuti è ripartito senza la salma. La strada provinciale è rimasta chiusa per diverse ore per consentire ai rilievi la rimozione dei mezzi e del cadavere. Sul posto la polizia municipale e gli agenti del commissariato di Licata impegnati a ricostruire la dinamica del violento impatto. Un pomeriggio di fine ottobre segnato dal dolore e dalla tragedia, un'altra giovane vita spezzata sull'asfalto. Adesso vi leggo una notizia arrivata adesso in redazione: non uscire più di casa, questa volta butto giù la porta e ti macino la testa. È solo una delle gravissime minacce che un 45enne avrebbe ripetuto più volte all'ex convivente al culmine dell'ultimo episodio di minaccia e violenza dopo la fine della loro relazione sentimentale. L'uomo è stato arrestato dalla polizia di Catania per atti persecutori. E andiamo con la prossima notizia. Ieri sera controlli ad alto impatto nel quartiere Librino di Catania, 70 persone sono risultate positive all'uso di droga, inoltre sono stati trovati 2 veicoli rubati. Sentiamo Simona Mazzone. Un venerdì nero per chi è uscito di casa con l'intento di infrangere la legge. Il quartiere catanese di Librino è stato passato al setaccio con una serie di operazioni interforze di controllo ad alto impatto. Si è partiti da Viale Moncada, dove polizia coadiuvata dai cinofili, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale su poco più di 300 persone fermate ne hanno trovate oltre 70 positive agli stupefacenti. Una di queste è stata denunciata perché trovata in possesso di cocaina e cannabinoidi. E i controlli su strada hanno consentito di individuare 2 veicoli rubati, un'auto e un ciclomotore, e di elevare una 60ina di verbali per varie violazioni, come la mancata copertura assicurativa per oltre 40.000 euro. Inoltre, nel corso della serata un veicolo è stato confiscato. Tra le perquisizioni personali effettuate, una ha dato esito positivo. Infatti una persona è stata denunciata per detenzione e spaccio di stupefacenti, poiché è trovata con 60 grammi di hashish che sono stati sequestrati. I controlli straordinari interforze sono stati stabiliti dal Comando Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Catania e si concentrano soprattutto nel fine settimana, con particolare attenzione ai quartieri periferici, come in questo caso, e soprattutto al centro cittadino e ai luoghi della movida, con una funzione repressiva dei reati in genere, ma anche per garantire un'adeguata cornice di sicurezza a cittadini e turisti. Un giovane di Acireale, siamo nel Catanese, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Guardia Mangano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad inchiodarlo è stato il fiuto del cane antidroga King. Nel corso dell'operazione effettuata in un garage di Santa Maria Malati sono stati sequestrati 8 kg di marijuana e un bilancino di precisione. Adesso cambiamo decisamente argomento. Al ponte sullo Stretto la Corte dei Conti non scioglie i dubbi, chiede anzi ancora nuove verifiche. Tutto questo quando WeBuild ha lanciato le selezioni per le assunzioni. Già 3.850 le candidature arrivate in poco più di 24 ore. Francesco Triolo. Da un lato WeBuild che lancia la piattaforma per le selezioni delle assunzioni per il ponte sullo Stretto, dall'altro però la Corte dei Conti che non ritiene superati i dubbi di legittimità emersi a seguito dell'esame del provvedimento e rimanda gli atti al collegio. Adesso ci sarà tempo, termine ultimo sino al 7 novembre, per la definizione del procedimento di controllo. I rilievi nel documento della magistratura contabile riguardano tra le altre cose la concorrenza sul bando di gara anche alla luce delle significative modifiche intervenute nel progetto originario e delle sostanziali modificazioni rispetto alle modalità di finanziamento dell'opera. Tanto basta per riaprire la contesa politica attorno all'opera con Verdi, Sinistra e CGIL che chiedono espressamente di fermare il progetto, mentre dalla Lega c'è chi parla di ostilità da parte della Corte dei Conti, che da parte sua sottolinea come, tenuto conto della particolare rilevanza della infrastruttura,
È esigibile un maggiore livello di esplicitazione delle valutazioni effettuate. Alcune condizioni, infatti, sembrerebbero non compiutamente soddisfatte. La Stretto di Messina, da parte sua, mostra comunque fiducia sull'esito positivo dell'esame della Corte, nella convinzione, scrive la D. Pietro Ciucci, di aver operato nel pieno rispetto delle norme, nei tempi previsti e in anticipo rispetto alla convocazione della seduta delle sezioni centrali della Corte dei Conti del prossimo 29 ottobre, ha annunciato Ciucci, dove verranno fornite da parte delle istituzioni competenti tutti i nuovi approfondimenti richiesti. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 bullismo, cyberbullismo. Se ne è parlato ad Acireale, l'iniziativa promossa da Telefono Arcobaleno punta sul coinvolgimento e sulla formazione degli insegnanti. Orazio Longo. Dallo stereotipo di genere al bullismo e al cyberbullismo, la scuola è uno dei contesti in cui il minore manifesta non solo i bisogni, le aspettative e le sfide, ma soprattutto le difficoltà che può esprimere nel corso della sua crescita. Se ne è parlato nel corso del convegno La scuola e la tutela del minore ad Acireale. Dallo studio presentato da Telefono Arcobaleno è emersa la necessità di progettare programmi di prevenzione del disagio rivolti agli insegnanti. Necessità formativa da parte del corpo insegnanti, si sentono non preparati a gestire ad esempio le forme d'abuso, si sentono impreparati a capire come gestire, ma anche a capire quando la situazione è quella concreta. Chiedono formazione. Violenza sulle donne, tutela dei minori, povertà educativa sono i temi degli incontri in una logica di cooperazione e contatto diretto con tutti i soggetti che si trovano a dover gestire il sospetto maltrattamento. Abbiamo dei minori che hanno bisogno di essere seguiti dallo Stato e quindi dai servizi che lo Stato fornisce, in questo caso anche il sistema sanitario, oltre che servizi sociali, ma non abbiamo un coordinamento di tutti questi organismi istituzionali. Parlo del Tribunale, parlo delle forze dell'ordine, parlo dei comuni, parlo appunto del servizio sanitario regionale. Credo serva mettere questo a regime, trovare il modo per fare parlare questi interlocutori. La ricerca, realizzata tra aprile e giugno 2025, ha coinvolto circa 60.000 insegnanti in tutta la Sicilia. Gli istrici sono tornati alle saline di Priolo, avvistati per la prima volta nel 2017, erano spariti dopo l'incendio del 2019, ma adesso stanno ripopolando la riserva, un'oasi che si trova tra le ciminiere del petrolchimico di Priolo. Francesco Aloi. Nel buio della notte la coppia di istrici si muove indisturbata alla ricerca di cibo. Alle saline di Priolo non è una novità, ma un gradito ritorno. Nel 2019 purtroppo l'incendio che ha creato non pochi problemi a tutta la riserva e che ha distrutto gran parte dell'area protetta ha visto, come dire, la scomparsa di questo animale che nel recentissimo passato, invece nei mesi passati, è tornato a farsi vedere. A riprendere i roditori è stata questa fototrappola. Qui ce ne sono diverse. Si attivano quando il sensore rileva un movimento. Soprattutto per tutti quegli animali notturni, appunto come sono i mammiferi, quindi la volpe, l'istrice, le martore, i conigli. Questa è una riserva piccola di 50 ettari, ma è un polmone, un'oasi naturale che ha resistito all'industrializzazione dell'area. A 2 passi da qui, infatti, c'è il polo petrolchimico e le ciminiere ben in vista ce lo ricordano. Una riserva naturale nasce a scopo conservazionistico, non dimentichiamocelo, l'elemento principale è proprio la conservazione della natura, ma attraverso queste azioni si può rilanciare la gestione del territorio e dare una speranza lì dove tutto sembrava irrimediabilmente perduto. Queste immagini ci fanno capire che nonostante tutto la natura resiste e se da un lato c'è questo, dall'altro a rispondere sono loro, accompagnati dal canto di un assiolo. Ci fermiamo ancora e subito dopo c'è il calcio, riprenderemo intanto con il Palermo, prima sconfitta a Catanzaro. A tra poco. Siamo al calcio a Catanzaro, arriva la prima sconfitta per il Palermo, decide il match, un gol di Cissé e Inzaghi, dovevamo fare di più. Marco Gullà.
Per il Palermo arriva la prima sconfitta in campionato. Il Catanzaro vince al Ceravolo per 1-0 con il gol di Cissé allo scadere del primo tempo. Partita estremamente deludente per la formazione rosanero, squadra imballata e poco efficace in zona offensiva. La sensazione è che la formazione di Inzaghi non riesca a sfruttare concretamente l'enorme potenziale offensivo. Urge per il Palermo un cambiamento di rotta. La formazione siciliana, dopo la sconfitta di ieri, è scivolata al quarto posto. Andiamo alla cronaca, ci prova Diacchite subito con un diagonale ben intuito da Pigliacelli. Ritmi bassi, il Palermo con Leduaron e Palumbo sulla tre quarti a sostegno di Poyampalo non riesce a brillare. Catanzaro che al 44esimo fa le prove del gol, spreco colossale di Simone Pontisso che è imbeccato brillantemente da Iemello, calcia in bocca a Joronen che respinge con la gamba. Finale di tempo, palla che su un'azione rocambolesca finisce sui piedi di Cissé che batte in porta e 1-0 esplode il Ceravolo. Ripresa, 50esimo, opportunità clamorosa per Segre che scambia la grande con Palumbo dentro l'area ma spara alto sotto porta. 57esimo, Iemmel ad un passo dal raddoppio ma da zona ottimale, non c'entra la porta. Entra Brunoro, il Palermo prova a riprenderla, 86esimo, grandissima palla per Poyampalo sull'angolo di Palumbo ma il finlandese sotto porta schiaccia troppo e la palla rimbalza fuori. Il Palermo non ha più occasioni, la peggiore prestazione della stagione, fa maturare il primo KO. Non abbiamo fatto un primo tempo all'altezza, sono molto arrabbiato per quello. Poi il secondo tempo la squadra ha creato, potevamo anche pareggiarla, però non abbiamo approcciato come sempre, anzi forse siamo partiti bene, ma poi dal 15esimo alla fine del primo tempo una squadra come noi non può prendere un gol da rimessa laterale con l'altezza e i centimetri che abbiamo. Dobbiamo avere più cattiveria, poi la squadra del secondo tempo ha reagito, probabilmente meritava di pareggiare però. La Serie C, il match clou dell'11ª giornata è certamente la partita del Massimino dove il Catania va all'assalto della capolista Benevento. L'appuntamento, ve lo ricordo, alle 14 con diretta stadio. Intanto il servizio di Tonino De Mana. Sono 24 i convocati da Mimmo Toscano, ma la sensazione è che saranno gli stessi 11 che hanno battuto la Salernitana a dare l'assalto al Benevento. Da un big match all'altro per il Catania che battendo i Sanniti potrebbe ritrovarsi in vetta al campionato quantomeno per poche ore, visto che la Salernitana alle 20:30 riceve la Casertana. Sfida che non ha bisogno di presentazioni al Massimino che, complice la giornata quasi estiva, va verso il pienone con i biglietti delle curve esauriti da giorni. Lecito ipotizzare un nuovo record stagionale di presenze, 18.777 la scorsa settimana. Lanciato da 3 vittorie consecutive e privo solo degli infortunati Raim e Martic, Toscano si affida all'esperienza e soprattutto ad un sistema di gioco collaudato. L'unico dubbio riguarda il ruolo di partner di Di Tacchio in mediana. Quaini, titolare nelle ultime 3 uscite, si gioca da favorito una maglia con Aloi e Corbari. Confermato il terzetto offensivo con Lunette e Cicerelli in appoggio a Forte. Disponibile anche Caturano, tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver smaltito le noie alla schiena, ma destinato alla panchina almeno dall'inizio. E scende in campo anche la collaudata squadra di Diretta Stadio, che andrà in onda a partire dalle 14. Calcio d'inizio al Massimino alle 14:30, dirige Marco Di Loreto della sezione di Terni. E adesso un successo per il Siracusa, gli azzurri tornano a vincere, il Casarano infatti è stato trafitto per 4-1. Sentiamo. Una vittoria per ripartire, il Siracusa ritrova grinta, gioco e gol travolgendo il Casarano con un perentorio 4-1, ma per la squadra di Turati, che nel primo tempo era andata sotto, è stata tutt'altro che una passeggiata. Il successo comunque vale ben oltre 3 punti, restituendo fiducia e identità ad una squadra apparsa viva, compatta e reattiva come non mai. In un primo tempo ricco di emozioni sono gli ospiti a portarsi avanti, con Chiricò bravo a sfruttare un filtrante di Malcore e a superare Farrone al 20esimo con un preciso tocco di punta. Il Siracusa soffre ma cresce la distanza e trova il pari proprio allo scadere della prima frazione grazie al colpo di testa vincente di Molina su punizione di Cancellieri. Nella ripresa la partita cambia volto. Al 51esimo il Casarano resta in 10 per il doppio giallo rimediato da Celiento e i padroni di casa prendono pian piano il controllo del gioco. Ed è il giovane esterno Di Paolo al 70esimo ad inventare un sinistro giro di rara precisione che si infila all'angolino e completa la rimonta retusea. Mentre 5 minuti più tardi Frisenna cala il tris in seguito ad una respinta corta di Chiorra sul cross di Valente. Dopo i pali colpiti al 76esimo da Molina e poi da Di Paolo, che si vedono negare la gioia della seconda rete personale, nel finale il neontrato Guadagni trova anche il definitivo 4-1 su assist di
Motibà, chiudendo una prestazione davvero maiuscola del collettivo aretuseo. Per i Leoni si tratta di una vittoria fondamentale dal valore simbolico oltre che tecnico. La squadra, infatti, nonostante l'ultimo posto in classifica, ha dimostrato di essere più che mai determinata a risalire la china con tenacia e sacrificio. Un segnale forte dunque al campionato dei sostenitori del Siracusa, che nonostante la dura contestazione scenata da una parte della tifoseria organizzata al di fuori dello stadio, possono tornare a credere nella rinascita. Panchina a rischio per Salvatore Aronica con il suo Trapani che oggi alle 12:30 riceve l'Audace Cerignola, ospiti reduci da 3 sconfitte consecutive. In palio comunque punti pesanti per 2 squadre in evidente difficoltà di gioco e di risultati. Era l'ultima notizia, il nostro telegiornale si chiude qui. A tutti voi grazie per averci seguito, vi lascio a Luca Ciliberti e la rassegna stampa di oggi. Buona giornata.